Don Bruno Baratto, gli stranieri in provincia di Treviso alla fine del 2015 in numero assoluto sono diminuiti, ma quindi c'è un calo effettivo? Sono diminuiti come cittadini stranieri registrati in anagrafe, ma non è detto che siano diminuiti nei fatti, perché più di 6.000 nel 2015 sono diventati cittadini italiani. Visto che il calo è intorno ai 4.000, si potrebbe dire paradossalmente che sono aumentati, anche se poi i dati diventano difficili da maneggiare, in quanto non sappiamo quanti dei quasi 2.000 italiani andati all'estero siano neocittadini italiani. Quindi le cose diventano delicate da trattare da questo punto di vista. Certo non si può superficialmente dire che sono calati tout court. Naturalmente, anche proprio dalla vostra esperienza, l'acquisizione della cittadinanza non sempre e non solo coincide con poi un progetto di vita stabile in Italia e in questo caso nella Marca trevigiana. L'acquisizione della cittadinanza può servire a molti obiettivi. Senz'altro ha una presenza molto più semplice, nel senso che non è più legata a un permesso di soggiorno, senz'altro ha una presenza con diritti acquisiti molto più normali, tra virgolette, senz'altro anche la possibilità di acquisizione di un passaporto, come molti dicono, che ti permette di muoverti alla ricerca anche di altre opportunità di lavoro altrove. Raramente, questo posso dirlo con una certa sicurezza, raramente per ritornare in patria. Le recenti vicende legate all'arrivo, all'emergenza dei cosiddetti profughi hanno riacutizzato anche l'annoso dibattito su immigrazione, opportunità o problema. Ecco, voi lanciate anche una riflessione appunto sull'arrivo di stranieri anche alla luce delle dinamiche demografiche che interessano la società trevigiana, veneta e italiana. Certo, stiamo invecchiando come popolazione e lo stiamo facendo con una rapidità inedita fino ad oggi. Questo vuol dire che il segmento anziano peserà sempre più, come già sta facendo, e molto di più sul segmento in età lavorativa, e questo dal punto di vista non solo pensionistico ma anche per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'assistenza alla persona e quant'altro, la qualità della vita. E abbiamo bisogno quindi di generazioni giovani che non rendano insostenibile questo peso. La generazione dei giovani italiani, ma anche le generazioni che stanno arrivando giovani da altre parti del mondo. La sfida sarà riuscire a trattenerli inserendoli nel territorio in maniera positiva dal punto di vista occupazionale, ma anche dal punto di vista culturale e di relazioni. In questo senso serve un impegno, cioè non basta, come dire, che arrivino qui, poi bisogna lavorare sull'integrazione. Bisogna lavorare non solo sull'integrazione, ma anche su un sistema socio-economico che permetta un'occupazione di giovani maggiori di quella che già c'è.